I giudici del Tribunale del riesame di Palermo hanno annullato l'ordinanza di custodia cautelare e conseguentemente disposto la scarcerazione dell'avvocato agrigentino Giuseppe Arnone, finito in manette per una brutta storia di estorsione nei confronti di una collega. Il provvedimento è stato depositato stamani senza contenere però le motivazioni e segue l'udienza celebratasi ieri in cui Arnone ha preso la parola per oltre 2 ore respingendo ogni accusa. Era stato lui stesso del resto a chiedere di essere ascoltato. Il provvedimento del GIP Provenzano è stato quindi ridiscusso in contraddittorio fra le parti. Erano presenti anche 2 PM titolari del fascicolo d'inchiesta, Carlo Cinque ed Alessandro Macaluso, i quali dal canto loro avevano pure presentato appello per lo specifico riferimento alla temporalità del provvedimento di cattura fissato dal GIP al termine dell'udienza preliminare riguardante l'avvocato Francesca Picone che ha denunciato Arnone. Il ricorso al riesame era stato presentato contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare firmata dal GIP di Agrigento Provenzano per chiedere l'annullamento della stessa ordinanza dagli avvocati Arnaldo Faro e Carmelita Danile. Arnone era stato arrestato lo scorso 12 novembre, a fermarlo all'uscita dello studio della collega Francesca Picone, dove secondo l'accusa avrebbe intascato 2 assegni per un importo di 14.000 euro. Sono stati i poliziotti della mobile di Agrigento. Secondo la procura quei soldi sarebbero state le prime 2 rate di una tangente di 50.000 euro che Arnone avrebbe chiesto alla collega per non alzare clamore mediatico su una pregressa vicenda giudiziaria che vede l'avvocato Picone imputata per irregolarità nei confronti di una sua ex cliente. Adesso l'annullamento della misura restrittiva che rimette in libertà l'avvocato agrigentino. Nei prossimi giorni si conosceranno le motivazioni.